Credo che possiamo ascoltare la relazione dell'assessore Falcone. Prego, Assessore. Grazie Presidente, grazie ai onorevoli colleghi. Stasera ci presentiamo come Governo per relazionare sulla legge di stabilità e sul DDL di bilancio. Lo avevamo già annunciato, abbiamo anche, aspettato che ci fossero tutti gli atti propedeutici preparati nelle scorse settimane e abbiamo depositato un DDL di bilancio e un DDL di stabilità nel momento in cui il Governo della Regione, presieduto dal senatore Renato Schifani, che voglio stasera ringraziare pubblicamente per la fiducia che mi ha accordato nel gestire questa delega che rappresenta certamente la strategia, la visione e l'anima della nostra Regione e della nostra azione di governo che diremo da qui a qualche momento, abbiamo voluto depositare quella che per noi è una delle migliori manovre degli ultimi 20 anni. E lo diciamo senza iattanza, lo diciamo senza presunzione, ma nella consapevolezza che questa norma poggia su due elementi fondanti. La prima, la certezza delle entrate. La seconda, la qualificazione della spesa. La certezza delle entrate poggia sul fatto che in questo anno abbiamo posto in essere un'azione di recupero di tutto quello che poteva essere la mancata riscossione e di valorizzazione delle stesse entrate. Dall'altro lato abbiamo messo in campo un'azione che sia concentrica, che non lasci nessuno indietro, ma che poggi su 4 pilastri. I pilastri sono certamente il sostegno ai comuni, che in tutti questi anni, soprattutto negli ultimi 10 anni, hanno gridato all'abbandono. Si sono sentiti abbandonati dallo Stato da un lato, ma si sono sentiti anche trascurati dalla Regione. Il secondo pilastro su cui poggia questa manovra è dato dal contrasto al precariato. Abbiamo guardato a sacche di precariato, a segmenti, a realtà che venivano in un certo senso coccolati, accarezzati o blanditi da oltre 20 anni. Ci riferiamo agli ASU, alle attività socialmente utili, ci riferiamo ai PIP. E se l'anno scorso abbiamo avviato la prima azione di contrasto per la stabilizzazione dei PIP, vorrei ricordare che su 2.500 persone già ieri abbiamo pubblicato la graduatoria definitiva per la stabilizzazione di 1.200 persone. Era da 23 anni che qua a Palermo aspettava questa categoria e queste persone che hanno anche, certamente non da meno rispetto agli altri, una propria dignità. Lo abbiamo fatto con gli ASU, se ne sta parlando almeno da 2 lustri della loro stabilizzazione e lo abbiamo fatto prendendo un impegno quando col Presidente Schifani abbiamo presentato in conferenza stampa all'indomani dell'approvazione della manovra in Giunta, lo abbiamo detto dopo aver incontrato i sindacati, che nel corso della manovra, avendo attenzione e consapevolezza del tendenziale economico-finanziario, avremmo valutato e se ci fossero le condizioni avremmo poi proceduto anche a una norma per la loro stabilizzazione. E allora il terzo pilastro rappresenta certamente, dopo la lotta al precariato, non poteva non rappresentare la crescita, fatta da 2 norme. La prima, l'aiuto alle imprese. Dopo l'aiuto che abbiamo dato in questi mesi, lo vorrei ricordare, con la Giunta di Governo siamo intervenuti col bonus energia per l'agricoltura e per l'artigianato con oltre 100 milioni di euro. Siamo intervenuti con l'IRPIS per pagare, per dare una boccata di ossigeno alla nostra imprenditoria, per dare prestiti sino a 100.000 euro.
lo abbiamo fatto col Mediocredito Centrale per consentire le garanzie a quegli imprenditori che vorrebbero attingere a un prestito o un mutuo e molte volte si trovano sbarrati il terreno, con altri 71 milioni di euro. Lo abbiamo fatto in questo momento quindi con gli assessorati all'artigianato, alle attività produttive e all'agricoltura, e lo abbiamo fatto con l'IRVIS. E allora stasera in finanziaria presentiamo una manovra che dà 50 milioni di euro per 3 anni nel triennio, che guarda a una occupazione nuova o all'emersione del mercato nero. 5.000 nuovi occupati dopo che la Commissione europea potrà giudicare sull'ammissibilità della misura, che non contrasti affatto, che non contrasti con una concorrenza e con un'alterazione del mercato del lavoro. E in questo senso abbiamo da un lato quindi dato ossigeno alle imprese, dall'altro lato però dovevamo dare ossigeno anche a coloro che fanno lavorare le imprese ma che devono migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini, nel momento in cui consentiamo di assegnare 40 milioni di euro col fondo di progettazione ai comuni a cui vogliamo dare una loro disponibilità e una possibilità di progettare per poter intercettare finanziamenti con opere che possono avere un impatto di sviluppo e di miglioramento della qualità della vita dei nostri cittadini. E allora il fondo di progettazione a cosa serve? Se non a realizzare, a consentire agli enti locali di fornirsi, di dotarsi di un parco progetti per poi attingere ai fondi extraregionali, certamente l'FSC e altrettanto certamente il FESR, cioè i fondi comunitari. Il quarto segmento, il quarto pilastro su cui abbiamo detto si fonda questa finanziaria, che vuole essere, abbiamo sempre ripetuto, innanzitutto una legge di stabilità che dà certezza ai conti, che dà una continuità ai conti, dando e offrendo una triennalità nella maggior parte delle spese, ma al contempo guardando ai cittadini. E il quarto pilastro è dato appunto dalla garanzia dei servizi e dalla detassazione. La garanzia dei servizi. Ieri ho ascoltato e abbiamo ascoltato anche come molti servizi, è stato detto, vanno a ritiro in Sicilia. Ebbene, io vorrei ricordare che proprio oggi tra i servizi abbiamo apprezzato in Giunta, Presidente, l'atto deliberativo che l'assessore Aricò ha voluto proporre e sottoporre all'attenzione del Governo della Regione, che è quella di migliorare, di rinnovare il contratto del TPL Ferro, cioè del trasporto pubblico locale su rotaie, che verrà non soltanto rinnovato, ma darà migliori servizi, consentendo in questi anni, così come lo abbiamo fatto anche in precedenza, di migliorare la qualità del servizio ferroviario. Lo vorrei ricordare che in Sicilia negli ultimi 3 anni sono arrivati ben 47 nuovi treni, sono arrivati ben 23 treni elettrici e sono arrivati ben 22 nuovi treni ibridi, i cosiddetti treni blues, che da un lato sono diesel e dall'altro lato sono anche elettrici, che servono per quelle tratte laddove prima c'erano i treni ciuff. Quei treni sono stati tolti sulla tratta ferroviaria Caltagirone-Catania, sulla tratta ferroviaria Trapani-Castelvetrano per arrivare sino a Piraineto. Lo abbiamo detto anche che oggi il servizio non soltanto è migliorato e abbiamo offerto nuovi servizi soprattutto sull'Agrigento-Palermo, che è una delle tratte più utilizzate dai nostri siciliani e soprattutto dai nostri giovani che si devono recare a Palermo, o dai lavoratori che da Agrigento si spostano sul capoluogo di regione. E allora, se da un lato abbiamo migliorato e abbiamo anche, stabilizzato la spesa sul TPL ferro, sul TPL gomma, sul TPL via mare, oltre che
via cielo. Lo abbiamo fatto certamente intervenendo anche sul caro voli in questo fine anno, ma prevedendo nel prossimo anno 10 milioni di euro in più. Qualcuno avrebbe detto si potrebbe fare di più. Certo, Presidente, che si può fare di più, ma è grave quando non si fa nemmeno questo. Noi invece abbiamo, quasi sostituendoci certamente a delle situazioni di un improvvido mercato, ci siamo sostituiti e abbiamo teso la mano proprio per dimostrare che il Governo guarda alle esigenze dei cittadini siciliani. Lo abbiamo fatto quando già l'anno scorso col trasporto pubblico locale via mare, con i servizi marittimi, abbiamo dato la gratuità non soltanto al personale, a quel personale dipendente, oltre che delle forze dell'ordine, che dalla isola maggiore si spostasse e viceversa verso le isole minori dando la gratuità, ma lo abbiamo fatto dando la gratuità all'interno di ciascun arcipelago o di tutti gli arcipelaghi. E allora se poi dalla opposizione o dalla minoranza arriva anche qualche suggerimento che possa migliorare ulteriormente il servizio, cioè che possa dare la gratuità da Panarea verso Lipari piuttosto che da Stromboli verso la isola maggiore dell'arcipelago, certamente lo faremo, e lo faremo così come abbiamo raccolto le aspettative dei siciliani, quando dinanzi a una, molte volte, tassazione non sempre amica, abbiamo detto noi vogliamo invece raggiungere un obiettivo di evasione della contribuzione, non costringendo ma convincendo. Non a caso in questo ultimo anno molte manovre che abbiamo fatto le abbiamo potute realizzare perché vi è stato un maggiore gettito proveniente dal bollo auto. Quel bollo auto che a fine 2022 ci consentì di dare un ristoro per il caro energia ai comuni di ben 48 milioni di euro per gli enti locali e 4 milioni di euro per i liberi consorzi e le città metropolitane. Quel bollo auto che quest'anno è passato, dopo un anno, è passato da 251 milioni di euro, così come era nel 2021, ad oltre 420 milioni di euro alla fine del 2023. E vorrei ricordarvi che all'inizio la nostra previsione era di 345 milioni di euro e già fu una previsione che incrementammo e l'abbiamo incrementata malgrado, vorrei ricordare a quest'Aula, l'anno scorso abbiamo consentito la detassazione per quelle associazioni di volontariato, per le quali abbiamo previsto in uscita come minore gettito 4 milioni e 600 mila euro. Malgrado avessimo permesso che vi fosse la gratuità per le associazioni di volontariato, dall'altro lato invece a fine ottobre abbiamo potuto fare una manovra espansiva, cioè abbiamo potuto incamerare altri 60 milioni di euro portando la previsione a 405 milioni. E rispetto ai 405 milioni oggi ci troviamo ben 420 milioni alla data di ieri. Questo che significa? Significa che quest'anno anche sul bollo auto abbiamo allora detto: coloro che si sono messi in regola noi daremo uno sconto del 10% e coloro che vorranno fare la domiciliazione daremo un altro 10% di sconto, riusciremo a riconoscere, e la doppia detassazione sarà cumulabile. Perché abbiamo fatto questo? Perché noi dobbiamo far pagare col sorriso, noi dobbiamo convincere, non dobbiamo costringere. E vi dico che malgrado quest'anno abbiamo messo in entrata 365 milioni di euro, alla fine a maggio, a giugno potremo ritornare in quest'Aula e senza presunzioni io credo che potremo fare un'ulteriore manovra di nuovo accertamento in entrata. Ecco perché, malgrado abbiamo previsto questa
questa detassazione, noi riteniamo che i 4.600.000 euro e il 1.900.000 euro addirittura siano eccessivi, perché avremo un maggiore gettito. Lo abbiamo fatto quindi nella garanzia dei servizi. Poi qua io ieri ho ascoltato un attimino tutti gli interventi, le 8 ore, ho preso appunti ciascuno ed è chiaro che è stato detto che in Commissione Bilancio il Governo ha dovuto fare vari passi indietro. No, noi abbiamo attuato invece ciò che era giusto fare, perché rispetto all'inizio della manovra, quando il Governo ha approvato in Giunta la stessa legge di stabilità oltre che di bilancio, ad oggi o a 3 giorni fa, è cambiato anche in parte, il mondo è cambiato sotto un profilo economico-finanziario. E cos'è cambiato? È cambiato innanzitutto che lo Stato ha riconosciuto alla Sicilia altri 160 milioni di euro come fondo sanitario regionale. Questo ci comporta per la compartecipazione sanitaria di prevedere 156 milioni di euro, il 49,11%. E allora, se alcune norme sono state stralciate, come l'intervento sulle rette, sull'adeguamento delle rette, per le CTA, per le RSA, per gli istituti dell'ex articolo 26, non significa che il Governo ha voluto buttare a mare, ma quei 22 milioni si trasformeranno in 25 milioni di euro e saranno non con una triennalità, ma a decorrere dal 2024 saranno previsti nel Fondo sanitario regionale. Altrettanto ci dispiace che è stato detto, è stata fatta anche una certa strumentalizzazione su un'altra categoria, che sono i malati oncologici per le protesi o le parrucche. Attenzione, fermo restando che il Governo ha presentato, per evitare ogni tipo di speculazione, un emendamento che ripristina, queste risorse andranno in capo al Servizio Sanitario Regionale, che, se è vero come è vero, ha avuto 320 milioni di euro circa in più, 160 dallo Stato e 156 dal Fondo regionale. È altrettanto giusto che possa intervenire su alcune materie che sono di competenza strettamente sanitaria. Ecco perché noi oggi diciamo i pilastri della manovra sono quei 4, però vicino a questi 4 manovre, quindi significa comuni, sostegno alle imprese, significa anche contrasto al precariato oltre che garanzia dei servizi, non c'è stato un solo segmento nei 29 dipartimenti e nei 12 assessorati che non sia stato toccato implementandolo, a iniziare dal welfare. È stato detto, è stato ridotto, sono stati ridotti alcuni capitoli, assolutamente no, a iniziare dai disabili, dagli interventi ai disabili nelle scuole medie di secondo grado. Lo abbiamo fatto già l'anno scorso, quando abbiamo raccolto un'iniziativa bipartisan che non arrivava soltanto dalla maggioranza o dalla minoranza, ma arrivava dal Parlamento, e siamo passati da 30 milioni a 35 milioni. Così lo abbiamo fatto per i malati gravissimi, a cui abbiamo dato da 157 milioni, vi vorrei ricordare, demmo 15 milioni di euro in più, portandoli addirittura a 172, così come lo abbiamo fatto anche nei confronti dell'ASACOM. E quest'anno, quindi, anche forti e, diciamo così, dall'esperienza di qualche settimana fa, abbiamo voluto mettere 3 milioni di euro in più sui malati gravissimi, passando da 157 milioni a 160 milioni, con l'ipotesi che, ove vi fosse e vi sarà necessità, la incrementeremo come abbiamo fatto già quest'anno. Abbiamo incrementato di 5 milioni per la triennalità l'intervento dell'assistenza igienico personale nelle scuole medie di secondo grado. Abbiamo fatto nei confronti dell'ASACOM, laddove prima c'era
per i comuni, appena 1.940.000 euro abbiamo messo 5 milioni per la triennalità. Lo abbiamo fatto per i malati psichici, laddove c'erano 13 milioni abbiamo messo 15 milioni, così come per quanto riguarda i minori sottoposti a provvedimento di autorità, da 12 siamo passati a 13. Non c'è un capitolo che è stato ridotto, non ci sono interventi o macro interventi. Nel campo della cultura non c'è un teatro in Sicilia, partendo dal Biondo di Palermo, continuando al Massimo di Palermo, all'Orchestra Sinfonica, al Teatro Vittorio Emanuele di Messina, all'Inda di Siracusa, al Massimo di Catania o allo Stabile di Catania, che non abbia avuto almeno il 5 se non il 10 o 12% in più secondo le esigenze e secondo ciò che i teatri hanno pianificato, dando anche una triennalità. La pianificazione non si fa nell'anno immediatamente successivo, ma si fa in un triennio. Ed è questa la cosa che abbiamo noi voluto e su cui noi ci siamo scommessi. Ecco perché oggi quando si dice la nostra è una manovra priva di visione, no. L'ha detto il Presidente Schifani in conferenza stampa. La nostra è una legge che guarda a tutti i settori, nessuno escluso. Ha una sua anima, ha una sua visione, ha una sua logicità. E attenzione, al di là degli articoli, su 30 articoli sono soltanto 6 gli articoli cardini, gli altri, i veri interventi sono nelle tabelle, sono nel bilancio, è là dove si vede se vi è una programmazione e la programmazione la si dimostra se ci sono degli interventi pluriennali e i limiti pluriennali noi li abbiamo certamente garantiti. Li abbiamo garantiti anche laddove ci sono delle spese. E noi lo abbiamo potuto anche garantire questo per una oculatezza nella gestione dei conti. A me fa piacere quando il collega De Luca dice ragioniere. No, caro onorevole De Luca, noi non siamo soltanto ragionieri, abbiamo il dovere di essere dei ragionieri contabili, ma abbiamo anche il diritto di guardare in proiezione e noi stiamo mettendo in campo una regione che è passata negli ultimi 2 anni da un disavanzo di 6 miliardi e 181 milioni a 4 miliardi e 33 milioni. Già oggi possiamo dire che a giugno prossimo il disavanzo della regione siciliana non sarà superiore ai 3 miliardi e mezzo, ma vi dico che andremo verso i 3 miliardi e 200 milioni, cioè recupereremo 800 milioni di euro ancora. E questo non significa che abbiamo compresso la spesa, anzi l'abbiamo aumentata. E allora in questi giorni, lo voglio dire, ma senza polemica nei confronti di nessuno, lo voglio dire perché in questi giorni c'è stato un grande battage anche in questi giorni, in queste ore, ieri. Se la manovra dovesse essere approvata entro il 31 dicembre o dovesse essere rinviata ad altra data. Bene, io vorrei darvi soltanto un dato. 2021, 30 novembre 2021, la Regione eroga 14 miliardi e 80 milioni di euro. 30 novembre 2022 la Regione eroga quasi 14 miliardi e 200 milioni di euro. Al 30 novembre 2023 la Regione siciliana ha erogato, cioè ha pagato, ha immesso nel mercato 15 miliardi e 700 milioni di euro. Perché questo 1,5 miliardi di euro in più? È tanto logico, perché l'anno scorso, o meglio dire, l'anno che ci sta lasciando, abbiamo approvato, Presidente, la manovra il 10 febbraio 2023. Lo abbiamo fatto anche con una condivisione, certamente, attenzione, ma quando anche gli operatori produttivi, economici dell'intera isola, le parti sociali che non sono certamente ascrivibili alla nostra parte politica, richiamano l'Aula ad un sussulto, a un impegno, attenzione, non è una iattanza, non è un atto di richiamo o di presunzione, è soltanto, ma questa era e rimane
la mia aspettativa è quella che la Regione non deve essere prigioniera nel principio della Cenerentola d'Italia, ma la Regione siciliana oggi ha tutto il diritto per attestarsi, allinearsi alle migliori, alle virtuose regioni d'Italia. E lo stiamo facendo quando oggi, Presidente, anche oggi, ma poi lo faremo in conferenza stampa, abbiamo, come dire, è stato sottoscritto il passaggio dal servizio di cassa al servizio di tesoreria, che migliorerà certamente la fluidità, i pagamenti, e le aziende ci chiedono che cosa? Se eroghiamo una prestazione, chiediamo la controprestazione, cioè il pagamento delle nostre spettanze. E la Regione siciliana, che sta dimostrando oggi una capacità maggiore nei pagamenti, perché tutti e 12, tutti i direttori di Ragioneria Centrale, che oggi ho avuto il piacere di salutare facendo gli auguri all'intero assessorato all'economia, che voglio in questa sede ringraziare, a iniziare dal Ragioniere Generale, l'Avvocato Tozzo, ma tutti i direttori, il direttore Cuffaro, il direttore Vaccaro e certamente anche i dirigenti, a iniziare dal dottore Calandra, la dottoressa Amodeo, la dottoressa Patti e così via. Vorrei dire che oggi noi possiamo anche dimostrare un altro tratto. L'anno scorso abbiamo dovuto congelare o accantonare 50 milioni di euro per i cosiddetti debiti commerciali, Presidente Daidone, lo abbiamo detto. Cosa sono i debiti commerciali? I debiti commerciali è una specie, chiamiamola così, di sanzione, cioè quando una regione, secondo il 118, non è in regola con la puntualità dei pagamenti, deve congelare un 5% di una massa che è di denaro da erogare. E quel 5% da noi corrisponde a 50 milioni. Quei 50 milioni l'anno scorso li avevamo congelati e non li abbiamo potuti utilizzare. Quest'anno, grazie anche a questa azione di accelerazione, noi siamo nelle condizioni di poter avere altro denaro per poter venire incontro alle esigenze del territorio siciliano. E allora, se su questi numeri, che non sono dei numeri che vogliamo snocciolare soltanto per annoiarvi, ma sono dei numeri che oggi vengono guardati con attenzione dalle categorie, dal mondo produttivo, il quale mondo produttivo chiede soltanto efficienza, non chiede altro, e noi abbiamo il dovere di essere nei loro confronti serventi. E allora, se siamo serventi nei loro confronti, anche questo Parlamento, attenzione, deve avere la consapevolezza. Certamente abbiamo fatto un calendario e a questo noi ci atterremo, e per questo la voglio ringraziare, Presidente Galvagno, per il suo impegno, per la sua pazienza, per il suo equilibrio. Voglio ringraziare anche per la professionalità e la generosità del Presidente Daidone, che ha voluto e ha saputo magistralmente condurre la Commissione Bilancio, anche nei momenti più difficili. In una Commissione Bilancio, lo dobbiamo dire, dove non sono mancate tensioni, dove c'è stato anche un momento poi di condivisione alla fine, ma anche là c'è stato qualche momento, cioè il Presidente Daidone è stato anche molto paziente, perché abbiamo passato ore e ore, forse nottate, su dichiarazione di voto anche sul minimo emendamento. Attenzione, alla fine l'opposizione, a cui comunque non può non andare anche il mio apprezzamento, perché è giusto, onorevole Di Pasquale, voi dovete esercitare, avete il diritto e anzi io dico anche il dovere di esercitare la vostra funzione, ma quella funzione, attenzione, lo abbiamo detto e l'ha detto, ecco dov'è la qualità del governo Schifani e del Presidente Schifani. Noi abbiamo detto siamo parlamentaristi. E siamo parlamentaristi, permettetemi, non devo fare io difese d'ufficio, non nella presenza sterile in aula, ma nel modo, nel confronto, nell'approccio, nel confronto, ma soprattutto nella capacità di dialogo, anche dopo un confronto, diciamo così, acceso. E allora, in questo senso, se una giovane collega mi pone dei dati, mi pone una questione, e a quel post che l'onorevole Ciminnisi fa
rivolgendosi all'assessore all'economia, l'assessore mette mi piace, significa che non siamo noi contro, siamo anzi a favore. E quelle vostre richieste, lo voglio dire anche alla collega Ardizzone, saranno certamente li troverete certamente nei nostri emendamenti, soprattutto quando si parla di violenza verso le donne, ma ci mancherebbe, vi devo dire che già l'avrei voluto fare nella manovra ter. Purtroppo alla fine è stato detto non mettiamo altre cose perché rischiamo di far saltare, ma molte cose, lo vorrei dire all'onorevole Burtone, così come all'onorevole Cambiano o all'onorevole Schillaci, molte questioni che non abbiamo noi accolto nella precedente manovra o nelle precedenti manovre, mi pare che siano state accolte anche in questa manovra senza fare assolutamente, senza fare esaltazioni, senza esultare, ma dicendo invece in un rapporto franco, anche duro alcune volte, ma sempre leale. E questo, e vado verso la conclusione, lo abbiamo detto e quindi allora ecco perché noi oggi ci dobbiamo certamente, io vorrei ringraziare certamente l'Aula interamente intesa, i colleghi di maggioranza, i quali in queste settimane, Presidente, hanno dimostrato di essere pretoriani e hanno dimostrato di essere pretoriani in Commissione Bilancio e nelle commissioni di merito, ai quali Presidenti certamente non può non andare la nostra riconoscenza per il lavoro svolto dalla prima Commissione, dal Presidente Abate, dalla terza Commissione il Presidente Vitrano, dalla quarta Commissione il Presidente Carta, dalla quinta Commissione il Presidente Ferrara, certamente il Presidente Laccoto, decano di questo Parlamento, oltre alla Commissione seconda che è stata certamente magistralmente, l'ho detto, ma mi voglio ripetere, diretta e condotta dal Presidente Daidone. Ecco allora perché abbiamo fatto certamente un gioco di squadra, che non è una medaglietta che vuole mettersi il governo al petto, ma è un impegno che vogliamo assumere nei confronti della Regione siciliana. Ecco perché il coordinamento che ha avuto anche, e per questo anche il ringraziamento al Vicepresidente, all'onorevole Sammartino, che in queste ore, in queste giornate, pazientemente ha sostituito molte volte anche i colleghi laddove non potevano essere presenti in tutte le commissioni di merito e ha seguito anche l'intera Commissione Bilancio. Lo abbiamo fatto anche con molto garbo e anche quando c'è stato qualche, confronto aspro anche con le altre parti, con l'opposizione, certamente non è stato mai uno scontro personalistico, ma su alcuni temi. E allora vado verso la conclusione dicendo, oggi, e abbiamo concluso, oggi noi abbiamo una grande occasione che è giusto, intanto dopo tantissimi anni, il Parlamento siciliano si appresta a non varare un esercizio provvisorio. E già questo è un grande risultato che sarà scritto all'intera Assemblea regionale siciliana. È chiaro, da qui a qualche mese abbiamo detto verificheremo qual è il tendenziale economico-finanziario, onorevole Giuseppe Catania, e da quel tendenziale, se potremo intervenire nuovamente, lo faremo, perché quando abbiamo fatto, qualcuno ha contestato collegato 1, collegato 2 o collegato ter, vorrei anche ricordare che quei collegati sono stati il frutto anche di condivisioni. Non c'è un solo deputato di maggioranza o di minoranza che a seguito di questi 3 collegati sia rimasto fuori da un ragionamento o non sia riuscito a sostenere e a vedersi realizzate le proprie proposte. Lo facemmo con le farmacie rurali, lo facemmo con tanti altri interventi di cui noi oggi andiamo orgogliosi. E allora con queste considerazioni e con la prospettiva che la Regione siciliana nei prossimi mesi, così come lo abbiamo scritto nel DEF
e lo abbiamo anche ribadito dalla NADEF, anche per il 2024 l'indice tendenziale è comunque in crescita del PIL, e allora se noi come Regione riusciremo a immettere nel mercato, grazie anche a un'approvazione anticipata della legge di stabilità, maggiori risorse finanziarie, quelle risorse finanziarie rappresenteranno un gettito IVA e un gettito IRPEF, oltre a rappresentare maggiore prodotto interno lordo, oltre a rappresentare maggiore ricchezza e maggiore spesa per le categorie produttive. Quindi da un lato crescita e dall'altro lato maggiore gettito e rafforzamento delle casse della Regione, perché anche nel 2025 e nel 2026 ci possono essere ulteriormente, possa continuare questa attività espansiva della Sicilia. Il resto, nel dibattito, tutti gli articoli chiaramente sono sottoposti al contributo migliorativo dei colleghi. Attenzione, mai il Governo è stato rigido. Abbiamo invece detto: siamo qua in aula, confrontiamoci e miglioriamo quello che si deve migliorare, potenziamo quello che si deve potenziare, ma siamo convinti che il lavoro di quest'anno porterà degli ottimi benefici alla Sicilia e ai siciliani. Grazie, Assessore Falcone.